onnipotente ed eterno per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della condizione umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via della eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto di cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in emissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammette la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e doni l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola io sarò salvato.
Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci hai dato il pegno della redenzione eterna, ascolta la nostra preghiera. Quando più si avvicina il grande giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il mistero della nascita del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazia a Dio. Eccoci, oggi ci troviamo a Cittanova con nonna Gina. Allora, raccontaci, cosa ci hai preparato oggi di buono? Oggi devo preparare i crostoli di una volta, della vecchiaia che facevo quando ero fioi. Buonissimo, Ecco. adesso vediamo allora come si fanno. Molto bene, allora, gli ingredienti per questa ricetta quali sono? La farina, le uova, lo zucchero, l'olio, il vino, Va bene? trappa, il rum, limone, vaniglia, un pizzico di sale. Perfetto, allora adesso vediamo come si fa. Rompere le uova. Va bene? Le rompo io? Va bene, d'accordo. Dicevi che per rompere queste uova tu vuoi 6 tuorli, giusto? Sì. 6 gialli e 2 bianchi. Sì. Va bene, così adesso Ecco. bisogna dividere un pochino le uova. No? Ecco qui, perfetto, guarda se lo metti lì vicino. E facciamo una cosa, mentre tu vai avanti rompendo le uova, ti va di raccontarmi un pochino questa ricetta, da chi l'hai imparata e che ricordi hai?
dalla nonna e dalla mamma. L'hai imparata dalla nonna e dalla mamma, quindi vuol dire che tu da piccolina già li sapevi fare. E aiutavo, sempre aiutavo. Portami questo, portami quello. Certo. Aiutami. Allora, questo basta. Ok, esatto, 2 bianchi li abbiamo fatti, quindi adesso ci servono solo i rossi. i gialli, esatto. Perfetto. Quindi dicevi che anche tu hai imparato da piccola e la ricetta che faceva tua nonna e tua mamma è la stessa che utilizzi anche adesso? Un po' sì, un po' no. Un po' sì, un po' no. Sì. Cos'è che hai cambiato? Te lo ricordi? Stessi ingredienti, ma differenti, non sono come... Ah, non sono più come quelli di una volta, dici, sì, vero? Sì. Bon, le uova, queste sono freschi, Si sono vede, da casa, sì. Si vede proprio, sì. Beh, fanno tutta la differenza poi gli ingredienti freschi. Dopo gli ingredienti non pesavano, lo rifacevano come a occhio, non facevano mai. Ma adesso noi dobbiamo scriverci tutto perché altrimenti ci dimentichiamo con tutte le cose che bisogna fare. Qua in cucina si cucina sempre di meno, figurati se poi non ci scriviamo la ricetta. Sì. Significa proprio perdere ed è un peccato. E dopo ci spiegavi un attimino anche prima che tu all'interno dei crostoli metti nell'impasto l'olio di semi, però una volta ci mettevano l'olio extravergine di oliva, vero? Sì. E secondo te che cosa cambia tra una cosa e l'altra? Io penso niente. Ok? Era più buono con l'olio. Con l'olio d'oliva. Ecco, basta, perché erano 2, 4, 6. Perfetto. Questo si può mettere via. Va bene? Pure Allora no. adesso ci dici che cosa facciamo. Mettere lo zucchero nelle uova. Va bene, allora mettiamo lo zucchero nei tuorli, Sì. quindi nei gialli. E ci mettiamo 4 cucchiai. Eccoli qua, 4, belli abbondanti. Sì. E Perfetto. Sì? adesso qui si mette il vino e la trappa. Ok, allora il vino serve questo si può mettere via perché questo non serve più. Esatto, perché noi abbiamo detto che utilizziamo soltanto i 2 bianchi, Soltanto non tutti 2, gli sì. altri, esatto. Ecco. Quindi qui c'è il vino, giusto? E questa era questa la grappa? Questa è la grappa. Ah, quella è la grappa? Questa è la grappa, sì. Ok. Allora, eccola qui. Anche qua ci mettiamo 1, 2, 3 e 4. 4 di vino. bicchieri qua, eccoli qua. Questo è il vino. Tutto insieme lo metti subito con... Sì, ci stai, perché si può dimenticare dopo. no, certo. E così io preparo e sono sicura. Hai ragione. Perfetto. Benissimo. 4. Adesso 2 di olio. Eccolo qui, guarda che lo apro io. Ottimo, 2 di olio. E Sì. poi ci metti anche... No, questo basta, solo. questo e basta. Qua il rum si mette qua e anche il limone. Ho capito. E la scorza del limone, quindi eccolo qui. Sì. Questo si vede già che è un bel limone, ovviamente come sempre deve essere biologico, perché altrimenti Sì. ci mangiamo tutti i veleni, vero? Bisogna stare attenti. Una volta questo problema non c'era di sicuro, No. però adesso purtroppo bisogna stare sì. attenti. Della vaniglia ne metti 1 o 2 di bustine? 2. 2. Sì. Va bene, allora intanto le apro io. Intanto qui c'è un profumo meraviglioso della scorza del limone che non sembra ma fa tutta la differenza poi dopo. Sì. Fa proprio... è quello che dà il profumo buono anche. Eccola qui. E la vanillina, l'abbiamo messo anche questa. Perfetto. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale fino, certo, questo nei dolci non si può mai Ecco. dimenticare. E con la farina, quando si fa con la farina si deve sempre mettere un pizzico di sale. Vedi? Tutti i dolci che si fanno con la farina, sempre detto. Un pizzico di Posso sale. appoggiare via questa? Sì. Allora adesso possiamo E rum? frullare. Ha messo rum? No, non l'abbiamo messo, Abbiamo lasciato... Brava che ti sei ricordata. Per questo io metti tutti sempre subito. metto tutto vicino. Perché... Ci vuole un attimo dimenticare, è un peccato Sì, dopo. sì. Io penso che abbiamo messo tutto. Tutto. Dove ho messo il libretto? Eccolo qui. Eccolo là. Controlliamo esatto nella Sì, ricetta. sì, sempre. Guardate che bel libro. Quanti anni ha questo libro qua? Oh, 50 È sicuro. bellissimo. Mi raccomando, questo bisogna proprio conservarlo. Uovi, zucchero, la trappa, il vino e l'olio, farina, limone, rum. Va bene? Perfetto, sì. Tutto. Possiamo
andare avanti Sì. e frullare per bene le uova. Ecco lì prende Il frullatore. il frullatore, sì. Prima frullare il bianco. Esatto. Ecco. Ecco, i bianchi sono pronti. Sì. Adesso frulliamo questo. Penso che basta. Ecco questo nero. Esatto, giusto per far capire anche a casa. Bisogna mescolare per un pochino di tempo perché deve diventare bello spumoso l'impasto e soprattutto giallo chiaro alla Sì. fine, diventa quasi bianco, quindi qualche minuto mi raccomando. Perfetto, quindi anche questa l'abbiamo fatta. Prima ci mette questo. Ok. Quindi aggiungiamo la parte alcolica sostanzialmente Sì, sì, all'impasto E adesso il bianco questo. e il bianco. Sì. Ecco qua, ed è una bella mescolata. Ma una curiosità, questa Sì. cosa di separare i bianchi dai gialli, lo faceva già la tua mamma? No. No, vero? No. Però ti sei resa conto che fatto così Che viene fatto meglio? meglio, sì. Ecco, vedi? Così è meglio. Questo è proprio un trucco. Sì. Trucco di nonna Gina. E adesso andiamo così. Ok, vieni pure qua in mezzo, perfetto. Quindi aggiungiamo tutto l'impasto che abbiamo appena fatto insieme alla farina, così. Vabbè, tu ti dai una mano aggiungendo della farina dentro per Sì. spostarla, però non è necessario. E si fa tutto a mano questo, però Sì. questo si potrebbe fare, dicevi, se uno volesse, c'ha la macchinetta a casa, anche così è più veloce, no? Ti metti lì, glielo fai fare alla macchina e fa tutto da solo. Sì. Però a mano dai, è tutt'altra cosa. Sono le uova più piccole o più grandi o la farina dio il tempo, come che se il tempo assorbi. Allora bisogna esatto. un po' di farina di più. Ho capito, quindi se fa un pochino d'occhio bisogna un Sì, attimino sì. vedere esatto com'è l'impasto, che alla fine però deve risultare abbastanza morbidino, no? Non tanto. Non troppo, No. non troppo. Allora adesso vedremo anche Sì. alla fine com'è. In caso se viene troppo duro che cosa fai? Cioè, cosa ci aggiungi? Se mette un po' di latte, Un pochino ma di latte. poche volte che Se succede, se dico, se succede, succede. sai, poche volte. Va bene, va bene. Più volte, più viene tenero che duro. Ho capito, ho capito. Beh, nel caso se è troppo tenero ci aggiungiamo la farina e Sì, siamo a posto. sì. Esatto. Cosa adesso facciamo sul tavolo o sulla tavola? Come Come vede. preferisci tu? A noi, guarda, non cambia, davvero come preferisci tu. Forse è meglio mettere la tavola Ok, su, allora che la si metto vede su. come che era la tavola una volta. Esatto. Allora, abbiamo trasferito l'impasto sulla spianatoia Tavola. di legno, Sì. esatto, perché così è anche più facile muoversi e impastare. E adesso, Sì, perché una volta si impastava tutto sulla tavola, perché non era ingredienti per mescolare, per tarine, per tante cose. Adesso certo. di tutto. sì, è diverso, però vuoi mettere hai anche tutto lo spazio per Sì. poterlo fare, è un'altra cosa. Assolutamente. Ma guarda come si appiccica. Sì. Dopo, per curiosità, la lasci riposare per un pochino di tempo? No, perché quando faccio sola, fino a che finisco, stanno un poco, ma tanto preparo tutto prima. Certo, Dopo certo. comincio piano piano, non posso fare presto. Certo, così. tanto ne fai un po' alla volta, dici Sì. nel frattempo sostanzialmente riposa Sì. l'impasto, dai, un pochino alla volta. Dopo, per assottigliare l'impasto usi la nonna papera? La macchinettina o lo fai a mano proprio col mattarello? Io faccio con la macchina, Ah beh, infatti perché dai, col mattarello viene, ci vuole. ci vuole tanto e non è mai uguale. È vero, rischi anche che venga un po' troppo spessa, Sì. dopo anche per cuocere non sì. è facile, anzi. Sì, no, beh, hai ragione, ormai ce l'hanno tutti a casa, quindi anche per chi vuole fare la pasta, queste cose qui ormai è diventata la norma, ecco. E comunque è una ginnastica alla fine, eh? Se ci pensi è una ginnastica. Sì, Puoi dire oggi ho fatto ginnastica, come andare in palestra. Ecco qua. Fai una specie di pallina. sì. Sentiamo un po' l'impasto. Vedi, è morbido che proprio tu metti il dito e poi risale su. Sì. Eccolo qui, adesso servirà il mattarello, dicevi? Eccolo.
Oh, guarda che bello. Provi. Wow. Vado io, devo fare Sì. un cerchio più o meno? Sì. Proprio elastico l'impasto, si sente Sì. che proprio piano piano, senza fare neanche tutta questa fatica, si allunga, proprio elastico, Sempre un po' di farina che non... non si attacchi, Ecco, vero? Sì, sì. Si puoi mettere... Ah, ecco qua. Io faccio così. Ah, vedi? Eh sì, è un'altra tecnica, Ognuno... c'è la sua. Sì. Eccolo lì, adesso c'è il rullino e fai le tue belle striscioline. È un po' troppo grosso. E dopo tu cosa fai? Le chiudi, vero? Ci fai un nodino come? Perché dopo ognuno le fa anche a modo suo. Sì. Si trovano di varie forme. Sì. Per esempio io le ho sempre viste rettangolari, per esempio. Molto Sì, interessante, così forse sono anche più belle. Esatto, Anche così. anche così, bellissimo, esatto, Ecco. guarda. Questo ci fai semplicemente un nodino, guarda, attorno, esatto, allora facciamo vedere, guarda. Provo a farne uno anch'io. Ecco. Ha già un nodo? Che dici? Sembra più un fiocchetto il mio, cosa sta storia? Sì, perché qui dopo si tacca e non si frigge bene. Ah, quindi lo tieni più... No, guarda, così, metti così, non girarlo. Ecco, solo così. Ah, ok, Guarda che rimane così. così, metti così e poi così, ok. Ecco. Non stringere troppo. Ci provo, sì. Ecco, adesso sei fatti, adesso friggiamo pian pianino l'olio caldo. Ecco. Bene. Si conosce quelli che giro io, vero? Direi proprio di sì. Eccoci, siamo arrivati al momento che preferisco, quello dell'assaggio. I crostoli sono quasi pronti, Pronti. vero? Ci mettiamo un pochino di zucchero a velo e poi finalmente dopo tutto questo lavoro li possiamo assaggiare, E giusto? senz'altro. Ecco la luce che scende dal cielo, tra monti di muschio e sogni d'amore. La capanna di pace accoglie un re bambino che il mondo abbraccerà. Monti di sughero, stelle d'argento, l'eco risuona nel soffio del vento. Un asino, un bue accanto a Maria custodiscono il dono del cielo. Neve di gesso
copre il cammino, mentre i pastori cercano Gesù bambino. Fiocchi di lana, riflessi nel fiume, una stella guida ogni cuore alla luce. Neve di gesso copre il cammino, mentre i pastori cercano Gesù bambino. Fiocchi di lana, riflessi nel fiume, una stella guida ogni cuore alla luce. Giuseppe veglia con occhi sereni, mentre la terra si empie d'amore. Un angelo mostra la via ai perduti, portando pace ai cuori abbattuti. È Natale, un dono infinito, è Natale, il Re è nato. La stella brilla, conduce il cammino, nella capanna è nato Gesù bambino. Vecchie speranze rivivono ora, là nella grotta si scioglie ogni paura. Un presepe di fede si stende nel cuore, ogni frammento riflette il suo amore. Oh, è Natale, sorge la speranza, è Natale, la gioia è nata. Canta o terra al bambino che nasce, nel mondo intero la grazia rinasce. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Settimo giorno. Giuseppe, non temere di prendere Maria come tua sposa. Prima antifona. Ora dice di esse che sorgi come segno per i popoli, dinanzi a te si tacitano i regnanti e gli uomini si inginocchiano, vieni a liberarci, non tardare. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme la preghiera iniziale di questo settimo giorno della novena. Dio di speranza, radice di esse, in questo settimo giorno della novena di Natale ci rivolgiamo a te con cuori desiderosi di salvezza. Guarda con amore la tua Chiesa e vieni a liberarci con la tua potenza. Fa che possiamo crescere come il germoglio dalla radice di esse, portando frutti di giustizia e amore nel mondo. Guidaci nel cammino della fede, sostienici con la tua grazia e prepara i nostri cuori per accogliere il Salvatore che verrà, per Cristo nostro Signore. Amen. Seconda antifona. O sovrano dell'universo che guidi Israele come una nube, vieni e insegnaci la via della sapienza e dell'intelligenza. Vieni a liberarci, o Signore nostro Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Sua madre Maria era promessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto e non voleva ripudiarla, decise di lasciarla segretamente. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiameranno Emanuele, che tradotto significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Carissimi fratelli e sorelle, il 7° giorno della novena di Natale ci conduce al cuore della storia della nascita di Gesù attraverso gli occhi di Giuseppe. L'Evangelista Matteo ci narra di un uomo giusto, promesso sposo di Maria, che si trova di fronte a una situazione straordinaria, apparentemente difficile da comprendere. Giuseppe, un uomo giusto e rispettoso della legge, si trova nella sorprendente situazione in cui la sua sposa Maria è incinta prima che vivano insieme. Il suo primo istinto, ed è normale questo, è quello di agire con giustizia ripudiando segretamente Maria per evitare il disonore. Tuttavia, fratelli e sorelle, mentre sta riflettendo su questa decisione, cosa succede, fratelli e sorelle? L'angelo comunica a Giuseppe la natura divina della gravidanza di Maria, spiegando che il bambino è concepito per opera dello Spirito Santo e che lui dovrà chiamare Gesù, Dio con noi. Questo annuncio divino cambia radicalmente la prospettiva di Giuseppe. Da uomo giusto apre il suo cuore e la sua vita a una realtà che va al di là della comprensione umana. Carissimi fratelli e sorelle, la riflessione di questo 7° giorno della novena ci invita a considerare la fiducia e l'obbedienza di Giuseppe di fronte all'inatteso. La sua risposta, che si traduce nell'accettazione di Maria come sua sposa e nell'accoglienza di Gesù come figlio, è un esempio di fede che supera le circostanze difficili. Carissimi fratelli e sorelle, in questo periodo di attesa del Natale possiamo riflettere sulla nostra capacità di fidarci della volontà di Dio, anche quando le situazioni sembrano complesse e oltre la nostra comprensione. Come Giuseppe possiamo essere chiamati ad abbracciare il mistero della presenza divina nelle nostre vite e a rispondere con cuori aperti al piano salvifico di Dio. Fratelli e sorelle, il 7° giorno della novena ci deve ispirare a seguire l'esempio di Giuseppe nella fiducia e nell'obbedienza, permettendo una buona volta a Dio di compiere anche in noi le meraviglie che ha compiuto in Giuseppe e in Maria. Adesso, carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera finale di questo 7° giorno della novena di Natale. Dio eterno, sovrano dell'universo, ti ringraziamo per la tua promessa mantenuta nella nascita di Gesù, Dio con noi. Fa che possiamo imparare da Giuseppe, uomo giusto e obbediente, ad accogliere con fiducia i tuoi piani per noi. Apri i nostri cuori, o radice di esse, affinché possiamo sperimentare la libertà che solo tu puoi donare. Concedici la grazia di essere portatori di speranza ed illuminare il cammino di coloro che camminano nelle tenebre, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della benedizione.
A voi che attendete con fede e gioia la nascita del Salvatore, scenda su di voi la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.